Alla guida dell'auto di papà nel cuore della notte dopo aver alzato il gomito, le sgommate, la gincana e poi la vettura fuori controllo che piomba su un gruppo di ragazzi che camminano sul marciapiede. In 4 riescono a scansarsi, il quinto che conduceva a mano una bici non ha fatto in tempo ed è stato travolto e scaraventato a distanza. È ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello un 21enne di Monza in vacanza nella Marca, ospitato da parenti. L'auto, condotta da un 20enne trevigiano, dopo l'impatto ha preso fuoco ed è stata completamente divorata dalle fiamme. È accaduto alle 2:40 della scorsa notte in via Scatolin, zona industriale sud a Quinto di Treviso. Dopo l'incidente, tra i numerosi ragazzi presenti, gli animi si scaldano, 2 gruppi si fronteggiano. A sedare la rissa che sta per scoppiare arriva una volante della polizia. Il ferito viene soccorso dai sanitari e portato in rianimazione a Treviso. I vigili del fuoco spengono l'incendio. Una pattuglia della Polstrada di Castelfranco effettua i rilievi. Il 20enne neopatentato risulta avere un tasso di alcol quasi 4 volte il massimo. È stato denunciato. Per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente verranno esaminate le immagini delle numerose telecamere della zona. Di certo i giovani avevano trascorso la serata nel vicino locale Fronte Noalese e le tracce della notte brava sono ancora ben visibili. Non è la prima volta che le vie della zona industriale vengono utilizzate come un autodromo e chi qui ci abita, come Roberto Soligo, la casa adiacente al capannone aziendale, non si stupisce nemmeno più quando sente un botto nel cuore della notte. Si è sentito sto colpo, però diciamo che abituati a sentire le botte su per le cordonate delle macchine non abbiamo fatto caso. Poi all'arrivo dei pompieri e polizia si capiva che c'era qualcosa di grave, ma diciamo che è un'abitudine, sta diventando purtroppo un'abitudine per la zona. Le tracce delle fuoriuscite e degli urti sui cordoli dei marciapiedi sono evidenti e specie nei fine settimana le vie si affollano di ragazzi fino all'alba. Alle 5 di mattina si vedono ragazzine di 14-15 anni qua che sbraitano, urlano, ragazzine anche, quindi i ragazzi bevono e dopo una certa ora iniziano le gincane, iniziano a correre in macchina e succede quasi ogni sera qualche colpo si sente, insomma qui.